scoperto all'alba lo spaventoso incendio che ha distrutto il teatro e il centro fieristico delle Ciminiere. La magistratura indaga per disastro colposo. Il comandante dei Vigili del Fuoco conferma: le fiamme sono state innescate dall'esterno. Salta il vertice dell'Ars, la maggioranza di centrodestra è in pezzi. Schifani incontra i deputati della Democrazia Cristiana, conferenza stampa show di Cateno De Luca che regala un diserbante al presidente della regione per disinfestare la politica. È già tempo di caro voli, i prezzi per le tratte da e per la Sicilia in molti casi sono già alle stelle. Il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina in missione umanitaria in Camerun con 38 interventi in soli 8 giorni, 106 in questo 2025, hanno dato speranza a tanti piccoli pazienti. A Comiso una donna è stata trascinata dalla corrente durante un temporale improvviso, salvata grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri che l'hanno vista in pericolo. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con il rogo che ha investito e distrutto parte del centro fieristico delle Ciminiere. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo. La buona notizia è che il rogo ha comunque distrutto l'area dei teatri, ma non ha interessato i musei e le altre aree fieristiche. Il servizio di Orazio Longo. Uno scheletro devastato dal fuoco è quello che rimane dopo l'incendio che ha colpito il piano superiore del teatro del centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Tutto in pochi minuti e questa colonna di fumo a squarciare il cielo, all'imbrunire. È stato un incendio che è partito dall'esterno del teatro, quindi un cosiddetto incendio di facciata, che si è propagato lungo questo involucro ligneo che avvolgeva interamente il teatro e ha aggredito in maniera molto significativa la cupola che, essendo interamente in materiale legnoso, a un certo punto ovviamente non ha retto, non essendo cemento armato, ed è collassato. Nessun ferito, ma si vuole capire la dinamica e le cause. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, dai social invita la città a non demoralizzarsi. Catania ha reagito a ben più tragiche calamità, ha scritto. Adesso è il momento di mostrare la nostra attitudine alla resilienza per ricostruire non solo un simbolo, ma un importante centro convegnistico. Solidarietà espressa dall'arcivescovo Luigi Renna, che si augura che presto il centro possa riprendere la sua attività. Sul disastro è intervenuto anche il deputato Manlio Messina, che parla di colpo al cuore per un luogo simbolo di Catania. È nostro dovere garantire che questo luogo torni presto a vivere e ad accogliere cittadini e turisti, ha detto. Adesso la politica regionale, salta il vertice di maggioranza all'Ars, il centrodestra in difficoltà, maggioranza in pezzi, si defilano gli autonomisti di Lombardo e addirittura il governatore Schifani ha incontrato i deputati della Democrazia Cristiana per comprendere se rimangono e sono fedeli appunto a questa giunta di governo. Nel frattempo per il presidente della regione arriva anche un regalo inaspettato, particolare, dal leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. Il servizio di Marco Ulla. Nessun vertice di maggioranza, tutto rinviato a data da destinarsi, formalmente per il forfait già annunciato ieri sera dagli autonomisti di Raffaele Lombardo, che hanno fatto sapere che non avrebbero partecipato, ma in realtà c'è da ridefinire la maggioranza dopo l'estromissione dal governo dei Cuffariani. Una situazione in divenire. Il governatore Renato Schifani ha intanto incontrato i deputati del gruppo della DC. I parlamentari hanno ribadito pieno e convinto sostegno all'attività del governo all'Ars, la totale lealtà e la presenza costante a supporto del percorso politico e legislativo intrapreso dal presidente Schifani, rinnovando piena fiducia nel suo operato. Acque però che restano agitate. Ieri il sit-in del Fronte Progressista, in cui sono state chieste le dimissioni di Schifani. Oggi invece il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha voluto provocatoriamente mandare un messaggio al governatore. Il diserbante, con quello che è lo strumento che è utilizzato in agricoltura e non solo per disinfettare, che comunemente viene detta pompa, perché bisogna liberare il sistema da incrostazioni che ormai sono denominate lobbizzazione dei servizi pubblici essenziali.
De Luca sottolinea: le dimissioni di Schifani a che cosa servono, a chi sono utili, non servono. Schifani è stato eletto dai siciliani. E Schifani ha il dovere, il diritto e l'obbligo, mi permetto di dire, di governare ed amministrare questa terra, ma di farlo con buonsenso e soprattutto cambiando quelli che sono gli elementi strutturali e patologici di questa terra. E questa è la reazione della politica all'inchiesta che la settimana scorsa ha sconvolto appunto le istituzioni regionali, gli appalti, la corruzione nella sanità siciliana, diciamo che vede tra gli indagati anche l'ex presidente della regione Totò Cuffaro. A proposito di questa inchiesta, domani riprenderanno gli interrogatori dei 18 indagati, ieri le prime ammissioni, allora ci racconta tutto Manlio Viola. Una pausa per mettere insieme quanto raccolto negli 8 interrogatori di ieri e preparare gli interrogatori di domani. Pubblici ministeri e GIP oggi lavorano sulle carte, calando nel contesto dell'inchiesta le timide ammissioni che sarebbero state fatte dalla presidente della commissione di assegnazione della gara da 17 milioni dell'ASP di Siracusa, Giuseppa Di Mauro, che avrebbe confermato che il rinvio dell'aggiudicazione alla Dusmet era avvenuto su pressione dell'allora direttore generale dell'ASP Alessandro Maria Caltagirone, nominato ai vertici dell'azienda secondo l'accusa su indicazione di Saverio Romano, e che i punteggi delle ditte partecipanti erano stati modificati. Ferdinando Aiello, consulente che avrebbe mediato fra l'impresa e l'azienda sanitaria, ha invece respinto ogni accusa. Rinviato l'interrogatorio di Paolo Emilio Russo, altro componente della commissione di gara. Per tutti pende la richiesta di arresto su cui il GIP si pronuncerà nei prossimi giorni. Nella mattinata a comparire davanti al GIP di Palermo Carmen Salustro, ieri, oltre ad Aiello, era stato Vito Fazzino, manager dell'ASP di Siracusa, che ha invece portato carte e fornito spiegazioni che hanno convinto gli inquirenti tanto da indurre la procura a ritirare la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti. Domani toccherà ad Alessandro Maria Caltagirone, il manager dell'ASP di Siracusa sospesosi, rispondere alle domande dei PM e del GIP sulla gara Dusman. Poi si passerà al concorso per 15 stabilizzazioni all'ospedale Villa Sofia, partendo dall'ex manager dell'ospedale Roberto Colletti e continuando con Antonio Iacono, e infine dalla presunta tangente al consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, con l'interrogatorio del direttore generale Giovanni Tomasino, nei confronti del quale intanto la Regione ha avviato un procedimento disciplinare. Solo dopodomani, venerdì 14 novembre, infine davanti al GIP compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso e Saverio Romano. E adesso parliamo invece della Commissione regionale antimafia, che ha smentito di aver chiesto la revoca della concessione demaniale alla società italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello a Palermo, oggetto di diciamo, manifestazioni, proteste, critiche e anche attacchi al deputato Lavardera. Il servizio di Manlio Viola. Non c'è nessuna relazione conclusiva della Commissione regionale antimafia che consiglia ad alcuno di revocare la concessione alla Italo-Belga, la società che gestisce la spiaggia di Mondello. La smentita alle notizie circolate in queste ore arriva direttamente dalla medesima Commissione regionale antimafia, che si sta occupando sì della vicenda, ma non è giunta ad alcuna conclusione finale. Sarà cura della Commissione, che sta continuando il suo lavoro di approfondimento, dare notizia dell'esito, si legge a conclusione della nota ufficiale di smentita. Anche la regione siciliana, indicata come omissiva nella fase dei controlli, non ci sta e precisa. Non abbiamo alcun timore reverenziale nei confronti della società italo-belga, dice l'assessore Giussi Savarino. Se dovessero emergere irregolarità siamo pronti ad assumere i provvedimenti necessari, ma attendiamo comunque l'esito degli approfondimenti istruttori da noi richiesti alla prefettura di Palermo, conclude. Intanto la vicenda sbarca anche alla Commissione nazionale antimafia, che invece ha convocato Ismaele Lavardera, il deputato che ha lanciato la crociata contro la italo-belga, per essere ascoltato. La Commissione ascolterà anche la stessa società e chiederà tutti gli incartamenti relativi alla concessione demaniale sia alla Regione che alla Prefettura. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo del caro voli, perché manca un mese e mezzo al Natale e nei siti di prenotazione delle compagnie aeree i prezzi degli aerei da e per la Sicilia sono già schizzati alle stelle. Ritorna il bonus con lo sconto del 25% della regione, ma solo per i residenti in Sicilia. Desiree Ferlito. Inseriamo l'aeroporto di partenza, Milano, per Palermo. Partenza lunedì 22 dicembre, ritorno il 27.
€444 da Milano Linate a Catania e viceversa. Si avvicina il Natale e il caro voli si ripresenta puntuale come gli addobbi natalizi. Stessi giorni della settimana, date ipotetiche di febbraio. Ecco che i prezzi scendono più del 50%. Dalle low cost a ITA è un rincorrersi di aumenti. Aggiungendo il bagaglio il prezzo lievita di altre €100. Meno caro viaggiare dalla capitale per merito della maggiore disponibilità dei voli di diverse compagnie aeree. Con Ryanair si spendono da 150 a €250 a persona andata e ritorno, una cifra simile a quella di Aero Italia che con ITA Airways applica automaticamente lo sconto del 25% della regione siciliana, ma solo per chi, anche se fuori sede, è ancora residente in Sicilia. L'elenco dei voli dai costi proibitivi è già lunghissimo, da €700 per arrivare a Palermo da Londra, per poi ripartire la prima settimana di gennaio con ITA, a circa €400 da Bologna verso Palermo e Catania con Ryanair. Un problema che non risolve certo il treno Sicilia Express, poco più di 500 i posti disponibili, finanziato dalla regione che quest'anno, puntualizza l'assessore ai trasporti Aricò, costerà quanto lo scorso anno. Si è conclusa la missione Cuori Ribelli del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, che ha visto l'equipe del dottore Sasciagati impegnata in Camerun, 38 interventi in 8 giorni, 106 in totale nel 2025, tutto per dare una speranza a tanti piccoli pazienti. Il servizio di Francesco Triolo. Si è conclusa la quarta e ultima missione in Camerun del team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina, diretta a Sasciagati, impegnata nel progetto Cuori Ribelli. In 8 giorni di attività al General Hospital di Yaoundé sono stati operati 38 bambini affetti da gravi cardiopatie congenite, portando a 106 il numero complessivo di interventi eseguiti nel 2025. Noi abbiamo cercato di dare in questo anno il massimo che riuscivamo per loro, per mettere nelle condizioni migliori per affrontare, per continuare questa attività che è molto difficile, molto complessa e che ha bisogno continuamente di essere supportata. Per noi sicuramente è stato un grande impegno, non una grande fatica, ma sicuramente il risultato ti soddisfa e ti dà la grande voglia di continuare e di portare avanti un progetto al quale siamo fortemente legati. Il progetto, finanziato dalla Onlus Una Voce per Padre Pio con il supporto dell'ASP di Messina, ha consentito all'equipe del CCPM di Taormina di lavorare fianco a fianco con i colleghi camerunensi. Il giorno in cui è stato eseguito l'intervento numero 100, l'equipe ha ricevuto anche la visita della nuova ambasciatrice d'Italia in Camerun, Natalia Sanginiti, che ha potuto constatare di persona il clima di collaborazione umanitaria all'interno del reparto. Durante la missione sono state trattate diverse patologie cardiache congenite, dalle più comuni fino ai casi più complessi, bambini che in precedenza non avevano possibilità di cura. La missione di Yaoundé si conclude, ma il team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica continuerà a portare speranza. A dicembre sarà per la prima volta in Benin, dove il diritto alla salute è ancora un privilegio. Adesso ascoltate questa storia dell'incredibile. A Comiso un temporale improvviso nei giorni scorsi ha provocato la piena del torrente che attraversa la città. La massa d'acqua si è riversata nel centro abitato e una donna è stata trascinata dalla corrente. È stata salvata grazie all'intervento dei carabinieri. Ci racconta tutto Veronica Barbarino. Era una strada che percorreva ogni giorno, ma stavolta, per la signora Tina, quel breve tragitto si è trasformato in un incubo. Ci troviamo a Comiso, dove la 64enne, a causa del forte temporale di venerdì scorso, è stata sorpresa dalla piena improvvisa del torrente Cucca, che ha trasformato via Duca d'Aosta in un fiume in piena. Io parcheggio di solito sempre qua, però stavolta non c'era posto e ho messo la macchina lì, dove è questa rossa. Avevo l'ombrello, se buono mi appoggio e così mi trattengo. Nella macchina sono arrivata, nella ruota. Mi sono tenuta, però la forza dell'acqua era troppo e così sono scivolata da tutto qua, che qua era un fiume. La donna, trascinata via per diversi metri, è riuscita poi ad aggrapparsi ad una transenna. Però le mani non ce l'hanno fatte, sono uscita a velocità.
io rissi qua, sono morta. Proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri in transito ha notato la scena. I militari hanno fermato l'auto e senza esitare, con l'acqua alle ginocchia, sono riusciti a raggiungere Tina, portandola in salvo. Mi hanno alzata, mi hanno dato un poco d'acqua qua nel bar, sono state tutte gentilissime. Nella disgrazia ho avuto questi 2 angeli che mi hanno salvato. Scossa e con alcune contusioni, ha rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo tornare a casa. Una storia di paura e prontezza che la città non dimenticherà facilmente. Una bella storia di solidarietà, di coraggio, di aiuto da parte delle forze dell'ordine. Allora, adesso cambiamo argomento, andiamo a Catania dove nasce New Life, una nuova vita. È un'associazione fondata da giovani migranti e cittadini per restituire dignità e costruire percorsi di inclusione. La presentazione ufficiale sarà venerdì prossimo nella sede di Vietnea. Gerry Italia. Hanno attraversato il mare, le notti dei deserti, gli sguardi sospettosi, la solitudine nei centri di accoglienza. Oggi quei ragazzi hanno deciso di restare e di fare qualcosa di più grande. Baba, Momo, Ismael e molti altri giovani provenienti dall'Africa, insieme a professionisti e studenti catanesi, hanno dato vita a New Life, una nuova associazione di volontariato che nasce per chi non ha più voce, persone senza dimora, migranti in difficoltà, famiglie che vivono condizioni di fragilità. New Life sarà presentata ufficialmente venerdì 14 nella sede di Vietnea e apre le porte a chiunque voglia partecipare. Tutto questo iniziativa anche dovuto per un'esperienza vissuta, per il quale si permette comunque di restituire ciò che comunque abbiamo ricevuto, perché noi abbiamo ricevuto anche una buona integrazione. Avendo ricevuto questa cosa vogliamo restituirlo. L'associazione offrirà uno sportello di ascolto, una unità di strada con distribuzione di cibo e coperte, accompagnamento ai servizi sanitari, sostegno burocratico e inserimenti in comunità. Non solo, promuoverà tornei di calcio, pranzi sociali, eventi culturali per creare legami veri, superare paure e costruire fiducia. Ho vissuto un po' di queste cose, quindi so cosa si prova a vivere fuori. New Life vuole anche sostenere chi perde una persona cara lontano da casa, aiutando le famiglie a rimpatriare le salme con rispetto, e lavorerà in rete con enti, scuole e istituzioni. Sappiamo come è dura dormire fuori, passare in posto dove non hai nessuno, non hai aiuto e perdi la speranza e non sai come vivere. Quindi noi vogliamo dare aiuto alle persone che hanno perso la speranza, che hanno perso il mondo, hanno perso la ragione di vivere. Ogni gesto è un passo verso una nuova vita, dicono, non solo per chi riceve, ma anche per chi sceglie di esserci. Loro migranti al servizio della società nel nostro paese, ma debutta pure il partito dei giovani che non vogliono emigrare. 45 associazioni danno vita a un movimento di talenti che vuole scommettere sulla Sicilia. Ce ne parla Lorena Dolci. Sono quelli che non vogliono emigrare, quelli che scelgono la Sicilia, il primo tentativo di arginare la fuga dei cervelli. Mentre il report Migrantes fotografa il continuo spopolamento dell'isola, con 56.000 laureati che hanno fatto le valigie, loro rivendicano il diritto di restare. Siamo nel 2025 in cui persino i deserti diventano dei posti in cui le persone vanno ad abitare semplicemente mettendo milioni di dollari per poterlo permettere. Marte è un pianeta che in qualche modo viene considerato abitabile o comunque per cui si costruisce per poterlo rendere abitabile. Non si capisce per quale motivo la regione Sicilia debba invece vivere di questa maledizione per essere considerata una terra maledetta e l'unico posto al mondo in cui non c'è possibilità di vivere, rimanere e abitare. Dopo 10 anni e una laurea in ingegneria presa al nord, Carmelo ha deciso di tornare a casa a Campobello di Licata. Come lui, tanti che aderiranno al movimento Il diritto di restare, che mette assieme 45 organizzazioni siciliane già attive tra Palermo, Catania e Trapani. Sono per lo più trentenni, giovani professionisti, studenti o giovani talenti decisi a scommettere sulla Sicilia. Fidarsi, unirsi, darci una mano e credere insieme che se questa è la casa che in qualche modo vogliamo chiamare casa, quindi se questa è la terra che vogliamo chiamare casa, allora possiamo costruirla insieme e farlo insieme. Sabato prossimo a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, la manifestazione che segnerà la nascita del partito dei ragazzi che non vogliono emigrare.
Dialetto, musica e identità. Oggi le lingue dialettali che non chiedono più spazio e riscatto, ma se lo prendono con forza, anche grazie alla musica che porta sulla scena nazionale e internazionale la lingua dei nostri nonni. Ed ecco che in un mondo sempre più globalizzato l'accento siciliano aiuta a portare nuove emozioni. Il servizio di Eva Spampinante. Il poeta siciliano Ignazio Buttitta temeva la morte del dialetto. Gli artisti invece lo hanno mantenuto vivo per ampliare le potenzialità espressive dell'italiano standard. Lo scriveva già il linguista Roberto Sottile analizzando oltre 250 testi musicali, da Franco Battiato a Carmen Consoli, che, fatalità, oggi ritorna dopo tanti anni con un nuovo album interamente in siciliano. Rosalia, una delle voci più innovative e influenti del pop mondiale, nel suo nuovo album inserisce un brano in dialetto siciliano, Focuranni, omaggio diretto a Santa Rosalia. E poi c'è Idda Valeria Romeo, giovanissima cantante catanese, che riscopre gli antichi canti dei mestieri siciliani. E noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, parliamo del Catania che si gode il primato in classifica nel campionato di Serie C. Si concentra adesso sulla sfida di sabato contro il Casarano. Pugliesi reduci da 4 sconfitte di fila, ma il tecnico dei rossazzurri Mimmo Toscano non vuole cali di concentrazione. Servizio di Tonino De Mana. Guarda tutti dall'alto verso il basso ed ora non può più nascondersi. Per la promozione diretta in Serie B il Catania c'è. A fronte di scongiuri più o meno legittimi, la squadra di Mimmo Toscano punta al bersaglio grosso, spinta da un pubblico che dopo le delusioni degli ultimi anni è autorizzato a sognare. Dopo 13 giornate comanda il Catania, che adesso è chiamato a confermarsi a partire dalla sfida di sabato, calcio d'inizio alle 14:30 sul campo del Casarano. Trasferta delicata sì, ma non impossibile, al cospetto di un avversario che sembra aver tirato il freno a mano con 4 sconfitte nelle ultime 4 partite che hanno smorzato l'entusiasmo iniziale. Ad aggravare la situazione i numeri della difesa, con 13 reti al passivo negli ultimi 4 incontri. Catania che deve quindi approfittare dello stato di appannamento dei pugliesi, e per farlo ha un solo risultato: vincere. La partita casalinga contro l'Altamura ha confermato i progressi di una squadra che sembra aver blindato la difesa, soprattutto al Massimino, dove ancora non ha subito reti. Una crescita di gruppo che coinvolge tutti i reparti, perché se la difesa non prende gol il merito è anche del prezioso lavoro dei centrocampisti. Seduta mattutina per i rossoazzurri, assenti lungodegenti Aloi, Martic e Chilafi, quest'ultimo operato a Roma dal professore Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ancora out per squalifica Gherardi. Adesso ci fermiamo, un'altra piccolissima pausa. Entriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.